4 anni sul miglio, sono in 11 al via, Formidable, Falena, Five Secrets, Danny, Flashback, Piz, Francisco Benal, Forgido in prima fila, Fiona Sco, Fatou di Poggio, Footloose Griff, Fulmine DSE, Falco Trio in seconda. I favori sono per Five Secrets, Danny in chiusura, ma simpatia anche per Falena e Forgido. Partenza, vediamo il lancio, la velocità di Five Secrets Danny che cerca di opporsi a Flashback Piz. Numero 2 Falena squalificato. Falena. Numero 8 Fatou di Poggio squalificato. Insiste Flashback all'attacco di Five Secrets che si oppone ai primi 214,6. A contatto prova a rimanere Footloose Griff. Intanto insiste nella sua offensiva Flashback ma non passa. Si oppone Five Secrets che deve comunque spendere un 28,8 per contenere l'avversario. Mentre serra sotto Footloose Griff, più dietro Formidable. Mentre avanza a questo punto anche Forgido. Quarta posizione in corda per Francisco Benal, 600 in 44,7. Flashback Piz rimane ora al sediolo del battistrada che cerca di rallentare l'andatura. Largo c'è sempre anche Forgido che si trascina Fulmine DSE. In coda sono Fiona Sco e Falco Trio. Intanto completati anche gli 800 e il chilometro se ne va nell'ordine del 1:15,6. Lo scatto a questo punto di Forgido che supera Flashback Pizzi incalando, ma viene però anticipato da Footloose Griff. Footloose si porta su Five Secrets. Forgido non sembra in grado di intervenire nel dibattito dei primi due e invece serra sotto Formidable. Poi prova a riproporsi anche Forgido che prova in terza ruota. A questo punto siamo a 150 dalla conclusione. Prova a ripartire anche Five Secrets Danny. Five Secrets sbaglia intanto Formidable ed è Five Secrets Danny che viene a vincere. Il secondo posto sul palo è per il numero 10 Fulmine DSE, mentre per il terzo finiscono in linea all'esterno di tutti Forgido e all'interno. Andiamo a rivedere intanto le immagini che la regia prontamente ci mostra. Ecco il numero 9 e il numero 6, vedete Footloose Griff e Forgido che finiscono praticamente sulla stessa linea per il terzo posto. Il secondo è per Fulmine DSE. Occorrerà quindi probabilmente ricorrere al fotofinish per capire chi sia riuscito ad aggiudicarsi la terza piazza. Il successo invece non sfugge a Five Secrets Danny che conferma la sua ottima forma e il suo ottimo score. Il successo per l'allievo di Giampaolo Minnucci, Fabrizio Martinelli in sediolo per conto della scuderia Varenne Futurity.